Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Regione Friuli Venezia Giulia, Vigili del Fuoco, ARPA e Comune di Mossa, una volta ottenuta dalla Procura di Gorizia l'autorizzazione ad accedere all'area dell'ex stabilimento della Bertolini in via Esonzo, dove è scoppiato nelle settimane scorse un incendio, provvederanno a ulteriori rilievi per scongiurare ogni possibilità di rischio per la salute pubblica ed entro qualche mese verrà dato l'avvio ai lavori di smaltimento. È quanto emerso al termine del tavolo convocato nella prefettura di Gorizia, al quale sono intervenuti il prefetto Raffaele Ricciardi, l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro con i tecnici di ARPA e Asugi e i sindaci di Mossa Emanuela Russian, di Capriva Daniele Sergon e di San Lorenzo Isontino Ezio Clocchiatti. All'ordine del giorno dell'incontro era la definizione di un cronoprogramma per far fronte alle criticità derivanti dall'incendio del capannone che ha interessato un'ingente quantità di rifiuti di plastica depositati all'interno della struttura e ha seriamente danneggiato anche il tetto dell'edificio realizzato con elementi in cemento amianto che allo stato attuale presenta un rischio di crollo. È stata inaugurata questa mattina la nuova rotatoria sulla strada regionale 463 in comune di Maiano. Presenti l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, il sindaco Elisa Giulia De Sabata, il direttore della divisione Nuove Opere di Friuli Venezia Giulia Strade Luca Vittori, l'amministratore delegato di Snaidero Massimo Manelli e tutti i tecnici impegnati nell'opera e l'impresa esecutrice dei lavori. L'assessore Pizzimenti ha ringraziato FVG Strade e quanti hanno lavorato a questa rotatoria che ha messo in sicurezza e riorganizzato il trafficissimo incrocio sulla regionale 463. Abbiamo pensato, progettato, finanziato e realizzato in tempi record, ha concluso Pizzimenti, un'opera bella, funzionale e utile, con un ottimo lavoro di squadra tra Regione, FVG Strade e amministrazione comunale. Assessore Roberti, oggi a Tarvisio ha presentato il Lussarissimo, dopo 4 anni torna il gigante in notturna, un momento anche per ricordare gli investimenti in Friuli Venezia Giulia sui poli montani. È un'occasione importante per un evento importante che riguarda una cornice che è simbolo un po' della montagna, di tutta la montagna del Friuli Venezia Giulia, quindi è giusto ricordare in questo caso quanti siano stati gli sforzi da parte di questa amministrazione regionale per valorizzare il territorio montano, sia dal punto di vista normativo, penso alla ricostituzione delle comunità di montagna, sia dal punto di vista degli investimenti strategici per promuovere il territorio. Questa è l'occasione per il rilancio, dopodiché vale la pena ricordare che il pubblico deve fare la sua parte, può fare la sua parte e l'ha fatta, poi serve la scommessa del privato e in questo caso c'è anche questo, perché ci sono degli imprenditori, delle associazioni, dei professionisti che si mettono in gioco in un periodo difficile per rilanciare una manifestazione importante come questa, simbolica come questa, nonostante le 1000 difficoltà dovute alla pandemia e soprattutto di fronte a un'incognita che ancora c'è per i prossimi mesi, ma il fatto di mettersi in gioco tutti sicuramente ci deve far ricordare un noto detto: la fortuna aiuta gli audaci, quindi dal 18 al 20 febbraio avremo una grandissima manifestazione qui a Tarvisio. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.